Presidente, al termine di questa visita alle nuove strutture dell'ospedale, qual è il suo bilancio? Beh, intanto è una struttura assolutamente moderna, con spazi anche di vita per i pazienti e anche per gli operatori, sicuramente superiore ad ogni aspettativa, e anche rispetto al passato io credo che ci sia stato un evidente miglioramento. Ovvio che non è soltanto un problema di muri, è anche un problema di contenuti, e oggi abbiamo annunciato gli impegni che ci siamo presi sul pronto soccorso. Verrà ampliato con una nuova zona triage e con delle persone che saranno a disposizione delle persone in attesa, anche perché dobbiamo in qualche modo rendere più umani questi nostri lavori. Non è soltanto una questione di organizzazione, è anche una questione di qualità del servizio. E poi abbiamo fatto il punto sui lavori del quarto lotto, annunciando che sono interamente finanziati, il che ci auguriamo dovrebbe rendere più facile la fase di progettazione e di realizzazione dei lavori, e quindi auspichiamo, come è noto, che entro il 2020 si riesca ad avere il completamento del raddoppio della struttura. Quanto aiuterà l'adeguamento e la concretizzazione della riforma a questa struttura? Beh, sicuramente è una grande sfida per i medici, per gli operatori, per gli infermieri, ma noi abbiamo messo al centro la persona, il paziente, quindi è chiaro che l'attuazione della riforma vale anche come sicuramente riordino ed organizzazione, ma anche raggiungimento più elevato della qualità dei servizi. Qui riusciamo a fare questo lavoro, e questo deve essere replicato in tutta la regione, anche in quegli ospedali a cui chiediamo uno sforzo in più.